Amici, oggi ci troviamo al Vebo, Bomboniera Oggettistica 2012. Amici, siamo in compagnia di Maria Grazia Cucinotta, la madrina della manifestazione. Ma innanzitutto mi fa piacere che ci sia una fiera di questo genere, perché comunque, sai, la fiera è la fiera del giorno più importante della tua vita, è la fiera dell'allegria, del sogno. Tutti arrivi, vedi, ci sono un sacco di coppie che arrivano qui felici, no? Perché hanno l'opportunità di poter scegliere l'oggetto che rappresenterà il loro legame per tutta la vita. È vero, ma abbiamo parlato prima in conferenza dei valori e delle tradizioni, in questo caso del Sud. Sono terribilmente importanti per non dimenticare le proprie origini soprattutto. Ma le tradizioni sono importanti perché ti fanno ricordare chi sei e soprattutto da dove vieni, la tua cultura, la tua famiglia, tutto quello che è importante, tutto quello che poi alla fine al resto della tua vita ti dà l'essenza della tua esistenza. È vero, ma il connubio eleganza-bellezza è sempre importante e predominante. Ma l'eleganza e la bellezza, sai, è tutto soggettivo. E quindi secondo me ti devi fare. Abbiamo questa bellezza. Ma no, guarda che il Sud è stato sempre elegante, perché poi noi siamo capaci di essere belle con niente. Fiesta TV, tanti baci da Maria Grazia. Siamo in compagnia di Enzo Mitch, è un vero piacere per noi. Grazie. Wedding planner e conduttore televisivo, io seguo sempre Real Time, ma come ti vesti? Grazie mille per il tuo affetto. Parliamo un po' della Bomboniera, che è appunto un connubio di bellezza ed eleganza, ma può anche rispecchiare la personalità di chi la sceglie. Deve raccontare qualcosa di chi la sceglie. Io credo che il successo per poter riabilitare questo oggetto pieno di tradizione, pieno di storia, soprattutto perché è un oggetto che arriva dal XV secolo, quindi deve essere contestualizzato nell'evento che questi sposi stanno realizzando, e questo lo può fare l'operatore del settore, una persona specializzata che ha professionalità, che ha esperienza, che può guidare nella scelta la sposa o la coppia. Certo, ma parliamo soprattutto di matrimonio, perché la bomboniera è l'oggetto fondamentale del matrimonio. In poche parole, come si può organizzare un matrimonio? In poche parole è difficile, perché ci impiego un anno per organizzare un matrimonio perfetto. Però devo dire che per far sì che un matrimonio possa essere ricordato, tutti gli elementi che concorrono alla formazione di esso devono essere in equilibrio tra di loro. Nessuno deve avere il sopravvento su un altro, quindi una bella bomboniera, ma del bel cibo, della buona musica, dei belli fiori, quindi tutti in equilibrio tra di loro. Queste piccole tessere che vanno a formare il puzzle devono essere equilibrate. Certo, ma è anche difficile accontentare le richieste dello sposo e della sposa. Generalmente vince la sposa, lo si sa che la donna è quella che comanda nell'ambito dell'organizzazione dell'evento, però non è bello mettere da parte lo sposo, perché comunque lui è la parte attiva, è uno dei due attori di questo matrimonio. Io credo che poi una situazione la si trovi sempre, e ricordati che soprattutto al Sud, io che lavoro un po' in tutta Italia, poi me ne ritrovo quotidianamente, bisogna accontentare anche la mamma e la suocera. Non ci dimentichiamo che per anni la mamma della sposa è stata la vera wedding planner del matrimonio. Grazie ragazzi, a presto, un bacio. E da Vebo Tradizione ed Innovazione è tutto, alla prossima bomboniera!